Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Cambia? Se arriva altri? Ma no, sempre Lori, Loredana e Gianquel. Ah, Ma sì, dai, che se coccoli, ormai siamo amici. amici? Sì. Amici se altro. Oh, Marisa? Dimmi tutto. Ah, eccoti. Ascolta, ma gli è un qualche cosa di bevere di fresco di là in frigo? Ah, ma sì che gli è. Ah, buono, buono. C'è di bevere a biondo Dio, è quello che vuoi. Buono, ma... E cosa? Non riviacciarti di solo? sì, ma... O di ciorti e portarti io? ma gli è caldana... Ah, ecco, adesso anche tu che ti lamenti. No, ma non c'è che mi lamento. No, poi, solo perché ha vomitato un poco di caldo. Vomitato? Sì, c'hanno, buttare fuori, ma buttare fuori sempre istinto. Ah, allora che ha vomitato Ecco, un bravo. poco di caldo. Sì. Prima tutti che Jim, è come se fossimo a novembre. Sì. E adesso non va bene neanche il caldo. Ma ha fatto così, tutto in turno. Ah, non vi va mai bene niente. Brian, e con tu come c'è? Hai caldo tu? Ah, beh, sta sudando come non so cosa. Ma no, dai, che qua con gli nonni sta bene. Ah, tu sai, sì. O forse si potesse fare un poco di giro d'aria. Ah, beh, sì, se vuoi vergere la finestra. Ah, verzere la finestra? Ah, Sì, c'hanno, non sai che se cambia tutto, verzere, se verzere. sì, vergere la finestra. O forse volesse andare anche lui un po' col bagno. Tu dici? Un fracco di loro ci andati in sto weekend. Ah, sì? Sì, che potessi andare anche io uno di sti giorni. Ah, sì, tu potessi. A ciappare un poco di sole, a fare un tocchio. Ah, beh, bello. Sì, sarebbe bello. Parlerò con Bruna, che così un di sti giorni ciappiamo e andiamo al pedocchino. Il pedocchino. Ma sì, siamo ancora pallide per andare al bagno di altre parti. Perché? Cosa cambia? Che al pedocchino gli è solo donne, nessuno che guarda. Ah, nessuno? No, gli uomini c'è oltre, di l'altra parte. Ah, beh, meglio così allora. Per loro però. E dall'altra parte... Non trovo, dai. Olha, e cosa è adesso? Da problemi con il lavoro? No, il lavoro è tutto a posto. Ah. E poi ho finito da tempo. Allora, che problemi c'è? Sai che stavo cercando una meta dove andare in ferie quest'estate. Ah, che bello! E cosa te guardi? Maldive? Seychelles? No, un qualcosa di più vicino, anche perché non so se Dina può venire in aereo con noi. Ma che la potremmo lasciare anche a Giusy, No, assolutamente. Dina viene in ferie con noi. Non esisti che se separemo. Ma... È solo che stavo guardando un poco gli alberghi in giro. Che bello! Sì, è solo che non trovo. Cosa sei tutto da occupare? No, tanti che ha ancora camere libere. E allora? È solo che non hai i servizi che mi cerco. Ma cosa cerchi, scusa? Allora, innanzitutto devi essere un albergo 4 o 5 stelle come minimo. Roba misera proprio. Sì, senza esagerare, devi essere tutti comfort per tutti e tre. Per tutti e tre? Sì. Chiaro. E poi devi essere tutti i servizi per i cani, no? E quello non te trovavi allora? No, qualcosa si trova, qualche dunga, qualcuno... Ma allora che problemi c'è? Che devi essere innanzitutto il parco giochi, il divertimento e l'area relax per Dina. Tutta sta roba? Sì, all'interno della struttura devi essere, come tutti i servizi. Ma che sarà? E poi devo prenotare una camera con 2 letti, una cuccia, con cuscini e peluche. Ma penso che si trovi, non so. E con spiaggia riservata, servizi beauty e benessere.
Ah, e che sia anche massaggiatore. ma partita servi? No, pardina. Era Casa Stipancic. E quei vis-à-vis? Orca, cosa è successo adesso? Ma se la sigla, se finì la puntata. Ma quindi finissi tutto? Ma no, lei, Giangiulio, è la puntata.